Park dal Negro, abusivi allontanati questa mattina per operazioni di sanificazione, situazione indecente, tuona Mario Conte che torna a chiedere risposta a prefettura e governo. Su via Pisa intanto cresce ancora la tensione ed è scontro anche tra comune e Ater. Il caldo record manda in sofferenza la rete elettrica, ripetuti blackout a Quinto di Treviso con disagi per aziende e abitazioni, ma anche zone come Mogliano e Paese. Allarme caldo nella scuola ancora aperte per esami di maturità e terza media, colloqui e commissione lavoro in un clima rovente. Il sindacato ANEF scrive all'ufficio scolastico regionale. Per la procura Alex Marangon si è lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor, nessun colpevole per la morte del giovane di Marcon, chiesta l'archiviazione illegale alla famiglia delusi per come si vuole chiudere questo caso. La tragedia di Malo e la morte di Don Francesco, il giovanissimo Alberto riporta in primo piano il tema della sicurezza lungo la pedemontana veneta. In pochi rispettano i limiti di velocità. I 252 anni della Guardia di Finanza, cerimonia questa mattina, il bilancio, i dati e l'allarme delle fiamme gialle. Nel pomeriggio il matrimonio della cantante e musicista bassanese con Davide Spigarolo, una cerimonia tra pochi intimi per la stella del pop. La 33esima edizione del Palio di Trevignano raddoppia su Antenna 3, domani alle 20:15 il Palio delle Frazioni, domenica dalle 17 la sfilata storica e il Palio delle Borgate, storie e tradizioni sulla nostra emittente. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso e dunque apriamo con i due fuochi, in mezzo c'è Ca Sugana, parliamo della situazione del Park dal Negro ma anche quella degli sfratti di via Pisa. Ieri sera in diretta vi raccontavamo con le immagini la contestazione in Consiglio Comunale, ma partiamo dal Park dal Negro. Questa mattina sono stati allontanati gli abusivi per consentire operazioni straordinarie di sanificazione, situazione diventata indecente, ha tuonato il sindaco Mario Conte che torna ancora una volta a chiedere risposte sia a prefettura che a governo. E intanto su via Pisa, sugli sfratti di via Pisa cresce ancora la tensione perché dopo le proteste di cui parlavamo in Consiglio Comunale adesso è scontro anche tra Comune e Ater. Questo problema, che è un problema molto più grande di noi, da soli noi non possiamo continuare ad affrontarlo, né da un punto di vista economico né da un punto di vista sociale. Quindi il mio appello è a tutte le istituzioni superiori che, devo dire, stanno collaborando in modo assolutamente attivo, però dobbiamo mettere la parola fine a questi flussi migratori sregolati che si ripercuotono poi con gravi disagi nelle nostre città. Si rivolge di fatto alla prefettura ma soprattutto al governo Mario Conte e lo fa dall'esterno di quel Park dal Negro diventato punto nero della città e oggetto fin dalle prime ore del mattino di una nuova operazione straordinaria di pulizia e sanificazione con relativo allontanamento degli occupanti, circa una ventina. Questa l'istantanea di un parcheggio pubblico diventato presto, come definito dallo stesso Conte, dormitorio di fortuna. Per delle persone che a volte probabilmente sono anche vittime di qualche truffa e di qualche illusione, ma che non può continuare a essere dormitorio. Come potete vedere alle mie spalle la situazione è assolutamente indecente, c'è sporcizia, c'è accumulo di rifiuti, ci sono le deiezioni delle persone che dormono in questa struttura. Il degrado è generale fuori ma soprattutto dentro il park dove, complici le temperature, le latrine improvvisate sono diventate nauseabonde. Stiamo raccogliendo i dati di tutte le persone presenti, li stiamo invitando a entrare in contatto con le strutture predisposte per questo tipo di accoglienza. Un copione che si ripete con alcuni migranti che fin da subito hanno dichiarato la volontà di rientrare. Va all'attacco l'opposizione. È la riproposizione di quello che è successo qualche mese fa, stesso sgombero, non si risolve niente e soprattutto il sindaco, che è di centrodestra, parli con le proprie istituzioni di centrodestra, magari riescono anche a capirsi e a trovare una soluzione. E indubbiamente dopo questo bisogna anche che le forze dell'ordine facciano delle serie indagini, perché il sindaco parla di racket e se è un vero racket che insiste proprio sulla città di Treviso, io credo che ci dovremmo molto preoccupare. Ma non c'è solo il problema di chi un tetto non ce l'ha per chi irregolare, con il fronte di via Pisa che resta incandescente. Dopo gli sfratti e gli scontri la protesta è stata dura anche in Consiglio Comunale, con tanto di lancio di monete verso gli scranni della Giunta.
Monetine che fa sapere sempre Conte sono diventate offerta alla Madonna del Carmine in piazza Rinaldi. Protesta comunque inaccettabile, dice il primo cittadino, con il comune che replica a muso duro pure ad Ater, secondo cui su via Pisa sono mancati i contatti tra gli enti. Grave negare un coinvolgimento del comune, ribadiscono da Cassugana, dove si spera, testuali parole, in un cortocircuito comunicativo interno all'azienda. Restano poi le voci di chi da via Pisa non vuole andarsene, come questo padre che continua a rassicurare i suoi 3 figli. Che non c'è niente da preoccuparsi, solamente per far perdere un po' la loro vista è quello che gli è rimasto in mente, però tutti i giorni loro mi chiedono quant'è che andiamo via, quant'è che torneranno loro, praticamente sono terrorizzati dopo quello che hanno visto l'altro giorno. È una situazione incandescente, dunque, quella nella quale si trova Cassugana tra 2 fronti, metaforicamente incandescente. Non è metaforica invece non è metaforica la situazione incandescente nella quale si trova tutta la Marca, e parliamo ovviamente del caldo. C'è intanto da dare una prima informazione per quanto riguarda i malori per il caldo, perché c'è una signora, una donna che è stata ricoverata a Treviso oggi per un colpo di calore con temperatura corporea di 42 gradi, insorto mentre si trovava in casa surriscaldata. Oggi invece all'ospedale di Castelfranco sono stati dimessi 2 pazienti di 73 anni trattenuti in osservazione da ieri dopo un colpo di calore accusato mentre facevano giardinaggio. Erano arrivati con temperature corporee di 40 e di 41 gradi. È una situazione di allarme, c'è allerta gialla anche per domani e anche per domenica, giornata nella quale si raggiungerà il picco, e non c'è solo questa conseguenza sanitaria, c'è anche la conseguenza dei blackout, la raffica di blackout che ha colpito in queste ore Mogliano Paese e colpisce da giorni ormai Quinto di Treviso. Pronto? Enel? Sì, buongiorno, la Gerla. Ci risiamo, è successo un'altra volta, siamo senza energia elettrica, come l'altra sera. 4 blackout in pochi giorni. A Quinto di Treviso l'energia elettrica continua ad andare e venire. Dopo il guasto di lunedì sera, un nuovo stop ha lasciato al buio abitazioni e attività per 4 ore. Ma i disagi non si fermano qui. In tarda serata è toccato a Mogliano Veneto, poi in queste ore anche a Paese e Castagnole, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti anche per incendi sviluppatisi in alcune cabine elettriche. Il caldo record mette sotto pressione la rete elettrica e cresce la preoccupazione tra imprenditori e residenti. Questi sono tutti i post sul gruppo 6 di Quinto, con tutti i commenti delle persone dalle loro vie che scrivono che sono tutti senza corrente, ecco. Tra i tanti messaggi quello che spicca di più secondo me, scusate, in via Donizetti è ancora senza corrente, questa signora ha l'insulina della mamma che deve stare in frigo e ovviamente non regge più. Il blackout dalle 8:15 alle 11:40 arriva dopo quello di lunedì scorso, quando la corrente è mancata fino all'1 di notte. Secondo quanto spiegato da E-Distribuzione, il caldo eccezionale di questi giorni e il massiccio utilizzo dei condizionatori ha provocato un forte sovraccarico della rete elettrica. In periodi come questo, che sono caratterizzati da temperature massime molto alte, parliamo di oltre 35 gradi, temperature minime sempre molto elevate, ma al di sotto dei 27-28 gradi, e assenza di precipitazioni per lunghi periodi, non permettono ai componenti della rete elettrica, soprattutto i componenti interrati, di smaltire correttamente il calore, e quindi questo genera sostanzialmente dei disservizi. E con il termometro che continua a salire cresce la preoccupazione. Saltano i pagamenti elettronici, si bloccano i servizi e nelle case diventa impossibile utilizzare ventilatori e condizionatori. Senza elettricità si fermano le aziende. Noi chiediamo aiuto alle istituzioni perché devono farsi portavoce presso l'Enel, perché tutte queste interruzioni non succedano più. Bisogna che la politica si faccia portavoce dei nostri disagi. A pagare il prezzo del caldo sono anche gli studenti impegnati negli esami di maturità in diverse scuole. Tra aule prive di climatizzazione e impianti in difficoltà affrontano le prove orali in condizioni rese ancora più pesanti dalle temperature soffocanti. Le previsioni indicano che il picco del caldo deve ancora arrivare. Tecnici e squadre di E-Distribuzione continuano a monitorare la rete elettrica.
prevediamo l'allerta delle squadre operative, quindi con un rinforzo del nostro presidio di reperibilità H24, il rinforzo del personale anche delle nostre imprese appaltatrici e la predisposizione di una flotta anche di gruppi elettrogeni e power station che possiamo utilizzare per le situazioni più gravi, diciamo eccezionali. Imprese e famiglie sperano che il potenziamento delle cabine sia sufficiente ad evitare nuovi blackout nei prossimi giorni. E si accennava in questo servizio anche alle problematiche legate alla scuola, situazione insostenibile in molte scuole, alle prese con ancora gli esami di maturità soprattutto, ma anche di terza media. Allora il sindacato che riunisce insegnanti e formatori, il sindacato ANIEF del Veneto, lancia un appello all'ufficio scolastico regionale. Le temperature eccessive hanno trasformato le scuole in veri e propri forni, perché non ci sono abbastanza impianti di aria condizionata, di ventilatori. Abbiamo fatto segnalazione al Ministero dell'Istruzione, abbiamo fatto segnalazione all'ufficio regionale scolastico, chiediamo interventi urgenti. Ci sono gli esami di maturità in corso, le prove scritte sono state appunto fatte con temperature eccessive. Termometro a quasi 40 gradi nelle scuole venete, dove sono in corso gli esami di terza media e di maturità e dove molti dirigenti hanno provato a correre ai ripari con l'uso di ventilatori. Numerose le segnalazioni arrivate anche al sindacato ANIEF Veneto da parte di docenti e personale scolastico costretti a lavorare in condizioni climatiche impossibili, edifici inadeguati a fronteggiare l'ondata di caldo, da qui la richiesta del sindacato che richiama il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, evidenziando come le istituzioni scolastiche siano tenute a valutare e prevenire anche i rischi derivanti dalle condizioni microclimatiche e dallo stress termico. Nella lettera inviata all'ufficio scolastico regionale, ANIEF chiede un monitoraggio immediato e nei casi più gravi la possibilità di adottare misure straordinarie, oltre all'avvio di un piano strutturale di interventi. Ci sono collegi docenti, ci sono riunioni, ci sono scadenze che in questo momento i lavoratori e le lavoratrici della scuola stanno affrontando con temperature insopportabili all'interno di strutture vecchie e inadeguate all'emergenza caldo che stiamo vivendo. E poi c'è attesa per l'autopsia sul corpo di Stefano Tonin, il 57enne di Castelmineo di Resana, stroncato da un malore mentre lavorava nel cantiere a San Martino di Lupre. L'abbiamo raccontato ieri. È attesa dell'autopsia che è stata disposta dopo l'apertura dell'inchiesta della Procura di Padova, al momento contro ignoti per omicidio colposo. Accertamenti che si concentreranno anche ovviamente sul rispetto degli orari di lavoro previsti durante l'emergenza caldo, perché come sappiamo Tonin stava lavorando in una situazione dove in una giornata nella quale la temperatura era arrivata a sfiorare anche i 40 gradi. Resta da capire dunque perché l'operaio fosse all'opera nel primo pomeriggio in una giornata così torrida, fuori dunque dall'ordinanza regionale che impone lo stop proprio in quelle ore. Tra gli aspetti su cui si concentreranno gli investigatori infatti ci sono le verifiche dello Spisal, chiamato a ricostruire proprio gli orari, le mansioni svolte e le disposizioni impartite dall'azienda di Castelfranco Veneto per cui lavorava, e dunque si indaga sul decesso, come dicevamo ieri, di Stefano Tonin. Quanto durerà questo caldo? Sappiamo che sarà un altro weekend bollente, forse il momento peggiore con il picco di domenica, ma allora quando ci lascerà questo caldo? Non a breve, la conferma arriva dal generale Giancarlo Iannicelli. Domina ancora incontrastato un'area di alta pressione che interessa un po' tutta la pianura padana, e questo favorisce un ristagno di massa d'aria che si carica sempre più di energia, di calore. Poi complice importante un afflusso in coda di aria calda dovuto a un promontorio con un'alta pressione di origine africana, e i risultati lo vediamo: un tempo, un clima veramente fastidioso. La situazione non cambia, vedete la carta del tempo, un po' su tutte le nostre zone c'è calma proprio, mancano addirittura le isobari. Questo vuol dire non c'è vento, ripeto, le masse d'aria si caricano, sono stagnanti, e quindi abbiamo cielo in prevalenza, avremo cielo in prevalenza sereno per sabato, per domenica.
e anche per i primi giorni della prossima settimana. Poi a metà settimana, vedete, sistemi perturbati che ancora si mantengono lontano potrebbero mandare qualche impulso di aria più fresca e dar vita anche a temporali, quindi le temperature già da martedì, mercoledì tenderanno a calare, ma si manterranno su valori ancora alti e ci sarà il problema dei temporali. I venti sono molto deboli, quasi inesistenti, per fortuna che c'è la brezza lungo le coste che in qualche modo levia questo disagio. Per quanto riguarda le temperature, ecco, appunto veramente dolente e pericoloso, perché le minime sono previste in pianura addirittura 24-25 gradi, le massime sono previste 37-38, il picco si toccherà proprio questo fine settimana e i primissimi giorni della prossima. Sono importanti le temperature, mi sento di dire che il fenomeno meteorologico più pericoloso per la salute umana è quello che dà il fenomeno che dà più problemi, ecco, alle attività, ma anche proprio al fisico delle persone, quindi bisogna fare molta attenzione. Bisogna dire un'altra cosa, che con le notti veramente sono fastidiose, perché 20 gradi, quando la temperatura come sarà non scenderà mai sotto i 20 gradi, abbiamo delle notti tropicali, ma in questo caso probabilmente non scenderà in qualche caso al di sotto dei 25 gradi, quindi delle notti super tropicali, quindi veramente c'è un disagio generale. Per finire, l'Alto Adriatico, è presto detto, è quasi calmo, poco mosso. È tutto. Questa dunque è la situazione del caldo. Chiudiamo questa pagina, apriamo invece la cronaca giudiziaria per tornare a parlare della morte di Alex Marangon. Per la procura, Marangon si è lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor. Nessun colpevole per la morte del giovane di Marcona. Chiesta dalla procura l'archiviazione per i reati più gravi. La reazione del legale e della famiglia, delusi per come si vuole chiudere questo caso, ci opporremo. Ho ricevuto nei giorni scorsi l'avviso della richiesta di archiviazione sia per il reato di omicidio volontario che per il reato di morte come conseguenza di altro delitto, cioè della morte del povero Alex conseguita alla cessione, quindi all'assunzione di sostanza stupefacente. Una richiesta di archiviazione che potrebbe mettere una pietra tombale sulla tragedia di Alex Marangon. La procura di Treviso è convinta che il 25enne di Marcone si sia lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor, dove stava partecipando ad un rito sciamanico. Nessun responsabile diretto per la morte del giovane barista. Ad aver scatenato la reazione allucinogena sarebbe stata l'assunzione di una sostanza stupefacente, l'ayahuasca, offerta alla cerimonia che, combinata con la cocaina presente nel sangue, avrebbe provocato uno stato alterato culminato nel volo dal terrazzo. Non solo, ma l'assunzione della cocaina, secondo il pubblico ministero, fu consapevole. Alex avrebbe conosciuto i rischi dell'assunzione delle due sostanze. Pronta l'opposizione da parte dei legali della famiglia Marangon. Non voglio commentare nel merito una richiesta di archiviazione che si commenta da sé. Certo, la delusione è tanta per come si cerca di chiudere questo caso. Sarà il GIP ora a decidere se accettare o meno la richiesta di archiviazione del PM Giovanni Valmassoi, sia per l'omicidio volontario a carico di ignoti che per la morte come conseguenza d'altro reato a carico dei 5 indagati, gli organizzatori della serata: Andrea Zuin, Tatiana Marchetto, Alexandra De Sacco, moglie del proprietario dell'abbazia, e 2 curanderos colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo. Resta quindi come reato solo la cessione di stupefacenti. La delusione è tanta soprattutto come cittadini, perché per quello che riguarda il profilo tecnico ritengo che non possa esserci giudice per le indagini preliminari che possa accogliere richieste di archiviazione come questa, addirittura in assenza di eventuali opposizioni per come sono formulate, per gli elementi che le sostengono, posizioni che comunque ovviamente faremo. Rimane quell'ultimo appello accorato dei genitori di Alex, quelle parole che oggi sembrano cadute nel vuoto. E non è giusto che queste persone la passano liscia e che queste persone sono 2 anni che vivono la loro vita liberi e senza rimorsi di coscienza sicuramente, mentre noi siamo 2 anni che viviamo senza
Alex, senza il suo sorriso. Non stiamo più vivendo. Col suo ricordo. Stiamo solo sopravvivendo, cercando di dare giustizia a Alex. La cronaca ieri ha visto una giornata davvero drammatica sulla superstrada pedemontana veneta, lo schianto tragico sulla galleria, dentro la galleria tra Mallo e Castelgomberto, con la morte del 37enne sacerdote salesiano Don Francesco e poi il giovanissimo Alberto, e poi 2 ore dopo un altro schianto fortunatamente meno grave nel territorio trevigiano. 2 eventi, 2 elementi che riportano in primo piano il tema della sicurezza stradale proprio lungo l'arteria. 110 km/h per le autovetture, 80 per i pullman e i furgoni leggeri, 70 per i camion e gli altri mezzi pesanti. Sono i limiti di velocità validi su tutti i 95 km della superstrada pedemontana veneta, con la raccomandazione a rallentare all'interno delle gallerie. Questo dicono i cartelli dopo ogni svincolo di ingresso, questo ripetono i pannelli luminosi all'imbocco dei tunnel. La realtà però è ben diversa e lo può testimoniare chiunque percorra per tratti più o meno lunghi l'arteria che unisce Vicentino e Trevigiano, connettendosi con 3 autostrade. Ci mettiamo in marcia a metà mattina in direzione ovest e fissiamo la velocità al limite massimo consentito, ovvero i 110 in corsia di marcia. Costantemente la corsia di sorpasso è molto frequentata e dagli specchietti retrovisori si vedono arrivare altre vetture, in genere di grossa cilindrata, che viaggiano a un ritmo ben superiore anche a vista d'occhio. Non si tratta di manovre di sorpasso per poi rimettersi in corsia di marcia, ma di percorrenze fatte costantemente sopra il limite consentito, talvolta anche di alcune decine di chilometri orari in più. L'impressione è che anche i mezzi pesanti, comunque più lenti rispetto al traffico leggero, non siano sotto il limite dei 70 previsto per la loro categoria. La situazione peggiora ulteriormente quando il traffico è ridotto, ovvero a inizio e fine giornata e nei fine settimana, quando i camion non possono circolare. Non esiste ad oggi alcuna postazione fissa di controllo della velocità, né un sistema come il Tutor che verifichi la velocità media. Le pattuglie della polizia stradale effettuano periodicamente degli appostamenti con le apparecchiature mobili, ma non possono controllare di continuo le migliaia di veicoli che ogni giorno percorrono la superstrada. Gli eccessi di velocità avvengono sistematicamente su tutta l'arteria e anche il consigliere regionale Carlo Cunegato di AVS, scledense come le ultime 2 vittime dell'incidente nella galleria di Malo, lancia un appello a far applicare i limiti vigenti. Nella pedemontana si corre troppo, bisogna che ci siano più controlli, bisogna che la gente corra meno, perché davvero questa è una guerra e non si può continuare a morire in questo modo. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, ripartiamo dai 252 anni della Guardia di Finanza. Questa mattina la cerimonia al Museo di Santa Caterina a Treviso, tempo di bilanci, di dati, di attività, ma anche un focus sui rischi per le imprese. In quest'ultimo anno le nostre pattuglie sono state impiegate in dispositivi integrati con le altre forze di polizia e coordinati dalla locale autorità di pubblica sicurezza, registrando rispetto all'anno precedente un aumento di tali peculiari attività per circa il 10%. Più controlli per contrastare un'evasione sempre crescente. È uno dei dati presentati dalla Guardia di Finanza di Treviso nel corso della cerimonia che si è svolta all'Auditorium Santa Caterina in occasione del 252esimo anniversario della fondazione del Corpo. Sono stati 6.600 gli interventi tra il 2025 e i primi 5 mesi del 2026, con oltre 670 indagini economico-finanziarie che hanno permesso di individuare infiltrazioni malavitose nel tessuto economico attraverso aziende in difficoltà. Quante volte succede infatti che dietro agli amministratori di diritto di aziende che magari risultano anche solide e sono persone prive di pregiudizi penali, scopriamo che gli amministratori di fatto sono in realtà pregiudicati, animati dal desiderio di utilizzare le aziende per arricchirsi ingiustamente, non solo non dichiarando e non pagando le tasse, ma anche accaparrandosi e quindi riciclando risorse pubbliche chieste indebitamente in precedenza,
proprio sfruttando le aziende gestite in maniera occulta. 137 le indagini per frodi fiscali e riciclaggio, con 243 denunce per reati tributari. Ma sono i 6 milioni di euro in immobili e dotazioni finanziarie sequestrati dalle Fiamme Gialle trevigiane a far riflettere su un sottobosco imprenditoriale senza scrupoli. 15 casi con titolari completamente sconosciuti al fisco e capitali portati costantemente all'estero. 88 gli evasori totali e 357 i lavoratori scoperti totalmente in nero, quasi tutti legati ai fenomeni di sfruttamento. Complessivamente le frodi ai danni dello Stato hanno toccato quasi 5 milioni e mezzo di euro, di cui circa mezzo milione nel settore della spesa previdenziale. Infine sono state eseguite 78 indagini su spesa pubblica con l'accertamento di danni erariali per più di 165 milioni di euro. Nel corso della cerimonia consegnati diversi encomi per le attività svolte. Tra questi uno è stato assegnato all'appuntato Amedeo Di Sarro per aver sventato un borseggio mentre era in giro per la città con la famiglia. Infine un accenno alla nuova sede nella caserma Tommaso Salsa, che molto probabilmente verrà inaugurata ufficialmente a settembre, ma è già un presidio di legalità per il quartiere di Santa Maria del Rovere. Dopo 20 anni di abbandono di quella struttura sta rinascendo, arriveranno anche altri enti, arriverà l'università, intanto ci siamo noi e diamo sicurezza e garanzia a tutti i cittadini. Abbiamo parlato di economia, ovviamente di indagini sull'economia da parte della finanza, parliamo di economia e delle imprese, dei territori che in un mondo di tensioni geopolitiche cercano nuovi sbocchi. Si guarda all'Asia, tra i settori strategici quello farmaceutico, ma non solo. Noi dobbiamo riuscire a catturare le imprese italiane di spicco, di tutti i settori in realtà, e portare in Cina a creare un partnership strategico. In questo modo è sempre vincente. Potenziare i contatti con il sud-est asiatico, non solo Cina ma anche Hong Kong, Macao, Thailandia, Taiwan, Malesia e Vietnam. Questa è la traiettoria tracciata a Palazzo Giacomelli a Treviso nell'incontro promosso da Centro Marca Banca insieme a Irecop Veneto. Il progetto si chiama GoFar e si rivolge alle aziende del nord-est in un momento di forti tensioni geopolitiche dove imperativo categorico è trovare nuovi mercati. In questo scenario la capacità di guardare oltre i confini tradizionali non rappresenta più soltanto un'opportunità per le nostre aziende, ma anche spesso una necessità per continuare a crescere, continuare ad innovare ed essere competitivi. Spaventa soprattutto l'ignoto, il non conoscere un mondo che è davvero lontano dalla nostra cultura, dalle nostre dinamiche anche di relazione, e quindi le imprese hanno bisogno di sentirsi accompagnate nel conoscere, nell'approcciare con fiducia a nuovi interlocutori, nuovi contesti e anche nuove regole. Il settore su cui fare più leve in questi mesi, spiegano gli operatori dell'internazionalizzazione, è quello farmaceutico e degli integratori, strategico e in crescita anche in Veneto. L'elenco è però lungo. Oltre integratore possiamo anche dire dell'agrofood, agroindustria e anche tutta l'industria del design. Italia vince sempre la combinazione tra industria e design, perché italiani, voi siete geniali, voi avete la bellezza nella testa. A Palazzo dei 300 ieri sera la cerimonia di consegna del sigillo della città al professor Gianfranco Ferrara, organista, umanista, docente e punto di riferimento della vita culturale trevigiana. Ferrara, che compirà 100 anni a dicembre, è considerato l'organista in attività più anziano al mondo. L'onorificenza gli è stata conferita per gli straordinari meriti maturati nel campo della cultura musicale e umanistica e per il prezioso lavoro di valorizzazione del patrimonio organistico trevigiano, in particolare dell'organo custodito nel Tempio di San Nicolò, di cui aveva promosso il restauro nel 1975 e che ancora oggi intona con il suo talento durante le celebrazioni domenicali. La civica benemerenza è stata consegnata all'inizio del Consiglio Comunale dal sindaco Mario Conte e dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto. E adesso usciamo per un attimo dalla provincia di Treviso, ma siamo davvero vicini a Bassano del Grappa per vedere le immagini di Francesca Michelin, la stella del pop e della musica e musicista, sposa finalmente con il suo Davide. Un matrimonio intimo,
Siamo circondati solo dai familiari e dagli amici più stretti, poche persone ma le più amate. È questa la scelta di Francesca Michelin e Davide Spigarolo, oggi ufficialmente marito e moglie. I due si sono promessi amore eterno nella pieve antica di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa. La cerimonia è iniziata alle 15:30. La sposa è arrivata a bordo di una Citroen per non destare l'attenzione, cercando di mantenere il più possibile la riservatezza. Al termine della celebrazione, invece, gli sposi hanno salutato tutti in sella a una Vespa rossa. Francesca, sorridente ed emozionata, teneva stretta la gonna del suo abito da sposa mentre percorreva il vialetto insieme al marito, tra gli applausi degli amici. Per il loro giorno più bello hanno voluto una cornice raccolta, immersa nel verde, un luogo lontano dai riflettori ma dal panorama meraviglioso. E soprattutto per il giorno del sì, la giovane cantante è tornata a casa nella sua Bassano del Grappa. Auguri agli sposi adesso. Allora, noi adesso andiamo a Belluno, dove c'è un nuovo capitolo della controversa vicenda di Via Feltre, gli alberi di Via Feltre. A scriverlo questa volta è il Consiglio di Stato. Via Feltre e i suoi tigli. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto da Italia Nostra contro il Comune di Belluno per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR per il Veneto. Gli elementi emersi evidenziano la necessità di un approfondimento delle questioni, in particolare sotto i profili della completezza e congruità dell'istruttoria e della coerenza delle determinazioni assunte e delle soluzioni progettuali approvate anche nell'interesse delle future generazioni. Siamo solo ad una tappa del nostro percorso e quindi andiamo avanti e intanto siamo contenti che l'articolo 9 della Costituzione sia stato finalmente preso in considerazione e rispettato. Il Consiglio di Stato accoglie dunque l'appello verso l'ordinanza del TAR e l'istanza di sospensione cautelare formulata in primo grado, disponendo la restituzione del fascicolo al TAR per la fissazione dell'udienza pubblica di merito. Da Palazzo Rosso il sindaco Oscar De Pellegrin risponde dicendo: prendiamo atto con rispetto della decisione del Consiglio di Stato e attendiamo che il TAR del Veneto si esprima nel merito una volta fissata l'udienza. La sospensione riguarda la deliberazione di giunta del 5 marzo 2026 relativa all'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione urbana di Via Feltre tra Piazzale Marconi e Via dei Dendrofori. Possono dunque invece proseguire i lavori preliminari per il rifacimento dei sottoservizi, in quanto si tratta di un intervento distinto non ricompreso nel provvedimento oggetto della richiesta cautelare. Una decisione attesa da tempo: non ci sarà fusione tra Dolomitibus e MOM, il trasporto pubblico autonomo non andrà quindi a diventare una cosa unica con quello bellunese, quindi non ci sarà la fusione con Treviso. La decisione è stata presa dalla Regione Veneto accogliendo le istanze di chi sosteneva che la peculiarità del trasporto in montagna lo rendono impossibile da assimilare a quello in pianura. Particolare soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti del Partito Democratico, che più si erano spesi per ottenere questo risultato. Quindi non ci sarà la fusione con MOM, tra MOM e Dolomiti Bus. Abbiamo visto la Guardia di Finanza nella pagina trevigiana, la celebrazione per i 252 anni delle Fiamme Gialle, anche ovviamente a Belluno. 252esima edizione della Festa Nazionale della Guardia di Finanza. La cerimonia a Belluno si è svolta nel chiostro del Seminario Vescovile, dove sono stati conferiti premi e riconoscimenti ai militari distintisi nel corso del 2025. È stato un anno ricco di soddisfazioni, di risultati, ma soprattutto ha visto la nostra partecipazione a un grandissimo evento internazionale, quello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, dove abbiamo avuto oltre 170 tra uomini e donne impegnati nella Conca Ampezzana e anche nella sala operativa di Belluno. Un anno in cui purtroppo i tentativi di aggirare la legge non sono certo mancati. Sono state individuate importanti situazioni di illiceità sia nel settore fiscale, sia in quello della spesa pubblica, sia in quello del riciclaggio e dei reati fallimentari. La Guardia di Finanza però non si considera solo come il primo avversario dell'evasione fiscale,
ma guarda a se stessa anche in relazione al tessuto sociale in cui opera. Un altro aspetto a cui teniamo tanto è la nostra vocazione sociale, l'essere vicini ai cittadini in una fase di contesto economico particolarmente delicata, dove ci sono obiettive difficoltà economiche soprattutto per le fasce più deboli. Presentato, siamo alla sanità, il piano di riqualificazione del padiglione Dalla Palma del presidio ospedaliero Santa Maria del Prato di Feltre. A luglio l'apertura dei cantieri. Il progetto prevede un finanziamento di 32 milioni di euro che doterà l'ospedale di standard di sicurezza e comfort all'avanguardia, senza mai interrompere l'erogazione dei servizi sanitari. I due grandi prefissati sono la sicurezza sismica e la sostenibilità, i due grandi obiettivi. L'ospedale comunque, dicevamo, non vedrà interrompersi nessuna attività, l'operatività sarà garantita H24. L'ULSS 1 Dolomiti infatti ha assicurato che le attività sanitarie proseguiranno regolarmente e i percorsi interni ed esterni per personale, visitatori e mezzi di emergenza saranno sempre garantiti. La cultura, pochi bellunesi l'hanno potuta ammirare, visto che era stata rubata nella seconda metà del secolo scorso. Tutti la potranno vedere da domani nella prima sala del Museo Civico a Palazzo Fulcis. Stiamo parlando della Madonna con Bambino di Solario, di cui è stato presentato il restauro. La cinquecentesca Madonna con il Bambino di Antonio Solario splende oggi di luce nuova, che poi era quella di quando fu dipinta. Pezzo fondamentale del nucleo centrale attorno al quale si era creato l'attuale museo, ora a Palazzo Fulcis, venne rubata dal Museo di Belluno nella notte tra il 24 e il 25 agosto 1973. Nel 2017 era stata intercettata presso una nobile famiglia inglese. Tornata a Belluno un anno fa, è stata sottoposta a un restauro lungo 6 mesi. Il dipinto è in una situazione conservativa privilegiata rispetto agli altri dipinti di Solario, però è stato complesso cercare di ricostruire, riproporre l'altissima qualità esecutiva del dipinto su tutta la superficie, che era segnata da sollevamenti, fessurazioni e distacchi del colore. Gli studi eseguiti hanno anche permesso di evidenziare come lo stesso Solario avesse deciso in un certo senso di censurare l'opera con un drappeggio sul Bambino. Ci sono state fatte delle modifiche nel perizoma del Bambino e poi successivamente anche dei restauratori hanno cercato di coprire ancora di più le parti più intime del Bambino. Una novità assoluta è invece la cornice, che non è coeva all'opera, ma che si è deciso di adattarla. Cercando all'interno dei depositi del museo ci sono parecchie cornici importanti e molto belle che al momento non sono utilizzate. Siamo riusciti a recuperare questa cornice che corona proprio in maniera esemplare, direi, il dipinto. È una specie di merletto di traforo che valorizza ancora di più le preziosità di questa opera. In chiusura un appuntamento importante con la nostra programmazione. Segnatevi gli orari, perché la 33esima edizione del Palio di Trevignano raddoppia su Antenna 3. Domani alle 20:15 in diretta la vincente Palio delle Frazioni. Domenica dalle 17 sempre in diretta il Palio delle Borgate, preceduto dalla sfilata storica lungo le vie del paese, e a seguire poi la grande sfida. Vince chi macina, come sappiamo, più pannocchi e accumula più grano nei sacchi. Dunque domani alle 20:15 il Palio delle Frazioni, domenica dalle 17 il Palio delle Borgate, prima la sfilata storica, tutto rigorosamente in diretta su Antenne 3. Il Palio del Batar Panoce dunque, e la grande tradizione di questo palio in diretta sulla nostra emittente. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.